Sono 220 milioni di euro che verranno investiti sul green in maniera concreta tra l'acqueo e la terraferma. In questo caso abbiamo i primi 4 bus all'idrogeno che saranno i primi di 90 che avremo ovviamente nei prossimi mesi grazie a questa azienda che ha vinto la gara, che è la Solaris, ma è una scelta veramente strategica. Sono stati presentati stamane a Favaro presso il deposito del tram in via Montecelo i primi 4 bus a idrogeno che inaugurano la svolta green della nuova flotta AVM ACTV. Si ricaricano in maniera molto più veloce e fondamentalmente hanno una autonomia di percorrenza molto più lunga. Sono costruiti sul modello dei 30 mezzi full electric introdotti a Lido e Pellestrina nel 2019. Il rifornimento sarà assicurato presso la stazione Eni di via Orlanda, la prima in Italia, aperta da giugno 2022 al pubblico per la distribuzione di idrogeno quale gas di alimentazione per la trazione di veicoli privati e bus. È una tecnologia innovativa, noi siamo i secondi in Italia dopo Bolzano, i primi autobus idrogeno sono stati introdotti a Bolzano. E noi siamo partiti su questa strada dell'idrogeno perché ci crediamo molto, crediamo in questa tecnologia, tant'è vero che ne abbiamo ordinati altri 90. La previsione è di mettere in funzione nel primo semestre del 26 tutta la flotta idrogeno che quindi sarà di 94 mezzi. Particolare attenzione è stata dedicata al comfort di guida e alla sicurezza per i conducenti e per i passeggeri. I bus infatti sono estremamente silenziosi.